Adesso vi mostro questo abitino, un abitino in maglia giaccarda, anche questo, un altro disegno rispetto allo spolverino. In questo caso abbiamo una maglia giaccarda con grigio perla e un rosa pastello, un rosa molto leggero, molto delicato. Questo abitino ha la sua balza finale tutta rifinita ad uncinetto, come sono rifinite all'uncinetto le maniche. Riavvicino per farvi vedere la rifinitura delle maniche è la stessa del vestitino, vedete, tutto rifinito all'uncinetto. In più, oltre alla rifinitura uncinetto, abbiamo anche applicazione di perline. Come potete vedere ci sono delle perline in tinta grigia, perline anche bianche, quindi ci sono applicate sia nelle maniche e sia sparse per tutto il vestitino. Ci sono queste varie perline. In più, nella scollatura c'è una incastonatura di perline, non so se si può vedere bene, ecco, c'è questo colletto che ha una doppia colorazione, quindi c'è grigio e c'è la continuazione della stessa lavorazione del vestito. Crea questo doppio colletto che viene spezzato da queste perline e pietre. In più tutte queste perline che sono sparse per tutto il vestitino. Una simpatica e romantica manichetta arricciata, lavorazione jacquard davanti e dietro, tutto l'intero vestitino, quindi elegante, caldo e adatto a una serata festiva. Adesso invece vi mostro un romanticissimo abitino, ve lo faccio vedere in questo momento, così lo potete vedere in tutta la sua lunghezza, perché è un abitino lungo. Adesso ve lo avvicino per farvi vedere la diversa lavorazione, in quanto questo abitino color tortora, quindi un colore che si può abbinare a qualsiasi altra tonalità di colore, quindi dal nero al bianco al colore più colorato che ci sia, perché è un colore neutro. Questo abitino, come potete vedere, anche questo manichetta arricciata, quindi molto romantico, molto grazioso, ha un bordino rifinito all'uncinetto, il colletto è rifinito tutto all'uncinetto e ha tutto il corpetto superiore lavorato traforato, maglia traforata, molto elegante questo disegno sia di avanti che dietro, tutto traforato. Il corpetto finisce con questa rifinitura uncinetto, poi continua questo gonnellino tutto in maglia rasata e poi riprende nuovamente la gonna in maglia traforata con un ampio spacco sempre davanti e dietro. Le maniche sono in maglia traforata a palloncino, rifinite poi con un bordino all'uncinetto, quindi un abitino molto romantico, molto giovanile allo stesso tempo ed elegante, un abitino che può essere abbinato come ho fatto io in questo caso. C'è questa grande stola in tinta molto ampia, molto grande, vedete quanto è larga questa stola, molto ampia, quindi abbastanza calda da indossare così attorno al collo, oppure da indossare proprio come stola per scaldare le spalle
con questa simpaticissima spilla abbinata da fermare. Faccio vedere la spilla da vicino. Questa è la spilla con lo stesso filato, tutta lavorata all'uncinetto. Oppure, anziché indossarla con questa stola, può essere indossato coprispalle, vero e proprio coprispalle in questo caso. Anche questo, in questo caso il coprispalle riporta lo stesso filato della spilla. Vi faccio vedere il coprispalle da vicino perché ha la particolarità, questo coprispalle, del filato, quello che avete visto la volta scorsa nelle stole, questo filato melage che contiene al suo interno sia paillette che lurex colore oro. Guardate la particolarità delle maniche di questo coprispalle, come sono eleganti queste maniche. Questo polsino molto elegante, guardate. Provo a indossarlo per farvi vedere. Ecco qui, coprispalle, che però ha la particolarità di essere indossato con delle maniche. Tutto lavorato all'uncinetto, la balza tutta lavorata all'uncinetto. Maniche che basta sfilare il laccetto, e da coprispalle si trasforma in una stola elegante, simpatica, ma con questo doppio utilizzo da fermare con la spilletta che riprende lo stesso filato, quindi utilizzabile come stola, come sciarpa o come coprispalle. Molto elegante, simpatico, funzionale.